Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ricordando quella canzone del Nord, sento la nostalgia, già molti cominciano a sentire la nostalgia della fine della missione. Già molti cominciano a dirci: padre, manca poco per la missione, già ve ne state andando, come faremo? Abbiamo vissuto dei giorni bellissimi. E voi dovete capire che non finisce la missione il 1° luglio, realmente la missione inizia il 1° luglio, cioè perché inizia quello che voi dovete mettere in pratica di quello che avete imparato questi giorni. Quindi inizia propriamente la missione e lì si vede realmente se la missione ha avuto dei frutti. In che modo particolare inizia questa missione? Ricordando soprattutto il motto della missione: salva la tua anima. Perciò ogni volta che voi passerete per l'ingresso della città vedrete la croce che pianterà Padre Giuseppe, grande croce all'ingresso della città di Montalto, che dice e dirà: salva la tua anima. Questo sarà il modo di mantenere sempre viva la missione dentro di noi, che non si perda mai la missione dentro di noi. E io cercherò anche di darvi altri spunti affinché non si perda mai, non si spenga mai il fuoco, questo primo amore che abbiamo ricevuto adesso durante questo tempo di missione, tutta questo fuoco dello Spirito, questa grande allegria di aver riscoperto nuovamente Cristo, le sue parole, il Vangelo. Nell'anno 1500 molti missionari in Oriente, soprattutto in Cina e Giappone, furono espulsati dall'impero, espulsi. E loro si misero a pensare, cioè, come faremo affinché i nostri fedeli non perdano quello che hanno imparato durante tutto questo tempo di sacrificio per far entrare la fede in questi popoli pagani. E quindi mettendosi a pensare, sapendo che loro forse non avrebbero ritornato mai più, perché infatti dal 1500, dopo nel 1800 rientrano un'altra volta i missionari, passarono 300 anni, si poteva perdere la fede tranquillamente. Quindi pensando a questi missionari come fare affinché questi fedeli non perdessero la fede, dissero: guardate, a noi ci espulsano, però voi dovete mantenervi fermi in queste 3 cose, che le chiamarono i 3 amori bianchi o le 3 cose bianche. Loro dicevano: voi credete sempre alla prima cosa bianca che è il Papa, la seconda l'Eucaristia e la terza Maria Santissima. Quindi del resto vi potete dimenticare di tutto, ma non vi dimenticate mai di questo che è il vostro DNI, no? Cioè il DNA vostro è il Papa, la prima cosa bianca, l'Eucaristia e Maria Santissima. E fu così che rimase la fede in questi popoli, al punto tale che quando tornarono i missionari 3 secoli dopo, in molti di questi villaggi ancora si tramandava da padri a figli questa tradizione: dobbiamo mantenerci fermi in queste 3 cose bianche. Al punto tale che quando arrivavano le 7, il capo TV le diceva al protestante o all'evangelico o a chi sia: credete nel Papa? No, allora andatene via. Credete nell'Eucaristia? No, allora non siete dei nostri. E fu un antidoto per loro. Quindi io vi voglio parlare di una di queste cose bianche, che è Maria Santissima, ma in particolare in quello che Maria Santissima chiede insistentemente in ogni apparizione: pregate il Santo Rosario. Penso che sarà questo a mantenere viva sempre la missione, però pregarlo in un modo particolare, in famiglia.
questo può mantenere viva non soltanto la missione, ma la mia famiglia e il fuoco dell'amore che la missione ha iniziato in me. Si racconta che nella vita di San Pio X, in un'udienza, lui vide arrivare un ragazzo che portava il Santo Rosario. Il Papa lo guardava questo ragazzo e gli dice: ragazzo, mi raccomando, qualunque cosa con il rosario. Una frase semplice. Qualunque cosa, già sia in mezzo alle sofferenze, già sia in mezzo alle consolazioni, alla conversione, al conforto, alla letizia, ai problemi, di fronte a qualunque cosa, tutto lo dobbiamo affrontare con il Santo Rosario. Perché è l'arma più potente che ha il cristiano. Santa Teresina diceva: con il rosario si può ottenere tutto. E lui sempre spiegava il Santo Rosario con questa immagine. Le diceva che è una lunga catena che lega il cielo e la terra. Una lunga catena che lega il cielo e la terra. E in una estremità si trova la nostra mano, e nell'altra parte la mano di Dio. C'è questo filo diretto, come cantiamo tante volte. È il Santo Rosario un filo diretto con Dio. Perciò che nel Santo Rosario noi abbiamo tutti i misteri di Maria Santissima, si dona completamente tutta, la sua maternità divina, tutti i suoi misteri. Pensate quando preghiamo il Santo Rosario. Un altro santo, San Giovanni Paolo II, ci ha dato un grande esempio di devozione al Santo Rosario, al punto tale che ha detto: è la mia preghiera preferita, il Santo Rosario. E anche il popolo cristiano, lungo i secoli, non è stato indifferente a questa preghiera. Voi pensate per esempio nei grandi santuari, Fatima, Lourdes, Pompei, quante persone devote sgranano il suo rosario. Perciò che il rosario è quella preghiera gradita a Maria Santissima. E per imparare a pregare il Santo Rosario dobbiamo sempre andare alla scuola dei santi. I santi sono quelli che ci insegnano quanto importante sia questa preghiera. Santa Teresina un'altra volta dice: non c'è preghiera più gradita a Dio che il Santo Rosario. Cioè, pensate quanta importanza i santi davano a questa preghiera. O il beato Bartolo Longo, quello che inizia la Basilica di Pompei, parlando del Rosario, dice: è l'orazione più cara a Maria, la più favorita dei santi, la più frequentata tra i popoli, la più illustrata da Dio con stupendi prodigi, la più arricchita dalle più grandi promesse che abbia fatto la Vergine Maria. Come dicevano i santi, chi prega il rosario, già questo è un segno di predestinazione. Perché? Perché si abbandona sotto il manto di Maria Santissima. Si assicura nelle mani della madre più buona che esista al mondo. Quando le chiedevano a Padre Pio perché pregava tanti rosari, certe volte pregava fino a 30 rosari perché o lo disturbava il demonio durante la sera, quindi si metteva a pregare il rosario, pregava, e gli dicevano: bene, però perché sempre il rosario? Perché pregare tante volte il rosario? E lui rispondeva sempre: se la Vergine Santa ci lo raccomanda sempre in ogni apparizione e ripete sempre pregate il rosario, per qualcosa sarà, diceva il Padre Pio. Non posso fare a meno che pregare il Santo Rosario. E Sor Lucia, la vedente di Fatima, in mezzo a tutta la problematica di questo mondo, diceva: se tutti recitassero il rosario ogni giorno, la Madonna otterrebbe miracoli. E se non li vediamo è perché pochi pregano il Santo Rosario. Quindi nella scuola dei santi il rosario è essenziale per la salvezza dell'anima, è l'ancora di salvezza. Si racconta che
Sant'Alfonso, quando era anziano, veniva accudito da uno dei suoi confratelli più giovani e un giorno alla sera Sant'Alfonso, che si dimenticava già delle cose, gli domandò al confratello: abbiamo pregato il rosario oggi? E lui gli disse: mi sembra di sì, tutto innocente. E Sant'Alfonso si arrabbiò. Ti sembra? Dice. Tu non sai che da questa preghiera dipende la salvezza della mia anima? Cioè, si abbandonava completamente alla preghiera del rosario. Anche se voi sicuramente avete visitato la Cappella Sistina, questo bellissimo affresco del Michelangelo, se voi vedete nella parte destra di Gesù, quando risorgono quelli che entrano in cielo, Michelangelo ha voluto dipingere due anime che si aiutano a salire una all'altra, però si aiutano sempre con questo rosario. È un'anima che sta aiutando un'altra a salire verso il cielo con un rosario, per indicare la forza e la potenza del Santo Rosario nella nostra salvezza. Ed è così potente che salva i grandi peccatori. Perciò che Maria insiste: pregate il rosario per i peccatori, cioè per tutti quelli che nessuno prega. Tante volte ci ricordiamo di pregare per i nostri cari, però vi ricordo che sono persone sole, che nessuno prega per loro. Persone che stanno in agonia e che nessuno prega per loro. San Luigi Grignon de Montfort diceva: mai un peccatore si è resistito alla preghiera del Santo Rosario. Cioè, ha guadagnato tante anime quando lui invocava Maria Santissima. O voi perché pensate che durante il tempo del Padre Pio di Pietrelcina veniva tanta gente a San Giovanni Rotondo? Era per il suo rosario, per la sua preghiera. Il rosario anche ci salva delle guerre, dei castighi. Ricordatevi Maria Santissima: pregate il Santo Rosario affinché non avvenga la prima guerra mondiale. Non si pregava il Santo Rosario. O pensate quando nel 1571 l'Europa fu minacciata dai turchi che venivano dalla Grecia, volevano entrare dalla parte della Spagna, 9 secoli in Spagna i turchi, soltanto i re cattolici riescono a cacciarli via, e volevano entrare per la parte dell'Albania, volevano fare una tenaglia e rinchiudere l'Europa. Nell'Albania Skanderbeg li cacciò via, nelle Spagne i re cattolici, in Italia Giovanni d'Austria, un spagnolo che non sapeva nulla dell'arte di navigare, però andò a lottare contro i turchi e il Papa Pio V cominciò una crociata del Rosario e vinsero la battaglia. È perciò che noi ancora siamo cattolici, altrimenti già saremmo invasi nel 1571. E lì inizia la Madonna del Santo Rosario. Perciò che Santa Teresina dice che per quanto grandi siano le colpe, i peccati degli uomini, finché il rosario sarà recitato, Dio non potrà abbandonare il mondo. Dice lei che è come un parafulmine della giustizia di Dio. Dio perdona gli uomini per quei pochi che ancora pregano il rosario. Anche il Santo Rosario, dicono i santi, libera le anime del purgatorio, le nostre anime del purgatorio. Domani faremo la messa nel cimitero appunto per le anime del purgatorio. Il Padre Pio un giorno regalò un Santo Rosario a una figlia spirituale e gli disse: ti affido un tesoro, sappi tesoreggiare con questo rosario, svuotiamo il purgatorio, diceva Padre Pio. E quando beatificarono San Giovanni Massias, domenicano, nella bolla di beatificazione il Papa fece mettere un'apparizione di Maria Santissima dove le rivelò al santo che per le sue preghiere
aveva liberato dal purgatorio 1.400.000 anime. Il Papa dice: questo è straordinario, lo metto per scritto nel libro di beatificazione, per incoraggiare a quelli che pregano il rosario. Perciò che Sant'Alfonso diceva: se vogliamo aiutare le anime del purgatorio, recitiamo per loro il rosario. E ricordatevi sempre, le anime che si sono salvate, o le anime che abbiamo liberato dal purgatorio, saranno quelle anime che dopo pregheranno per noi. Pregheranno per noi, perché sono entrate in cielo grazie a noi. È perciò che non possiamo dire: è impossibile dedicare 15 minuti per il Santo Rosario. È impossibile dire: non ho tempo per pregare il Rosario. Ci sono tanti tempi morti. Perdiamo tanto tempo durante la giornata. Mettete a pensare quanto tempo perdiamo durante la giornata di fronte a internet, di fronte alla TV, di fronte al telefonino. E per Dio, per Maria Santissima, nemmeno 15 minuti. Il rosario si può pregare dappertutto, aspettando l'autobus, dentro il treno, aspettando il medico, in qualsiasi momento. Quanti tempi morti potremo approfittare? Il rosario va bene dappertutto, lo posso recitare dappertutto, non è che devo essere dentro la chiesa, non è che ha bisogno di una liturgia specifica o particolare. Lo posso pregare con il rosario o senza il rosario. Vedete, le nostre mani sono fatte in modo di rosario. Abbiamo le 10 dita, 10 Ave Marie. Lo possiamo pregare con gente adulta, con i piccoli, di fronte magari alla salma di una persona che è morta o di fronte a un bambino. Si può pregare dappertutto, va bene dappertutto, è una preghiera universale, che la può pregare qualunque persona. San Giuseppe Cafasso racconta che a Torino, un giorno di mattina, molto presto, trovò una vecchietta che stava pregando il rosario per le strade. Gli dice: che fa a quest'ora pregando il rosario? Sto pulendo le strade. Pulendo le strade, dice San Giuseppe Cafasso. Sì, sto pulendo le strade perché ieri è stato carnevale, chissà quanti peccati hanno fatto, io pulisco le strade pregando il rosario, riparando. Il Santo Rosario dovrebbe essere l'arma di ogni sacerdote. Il sacerdote dovrebbe essere il primo a predicare su questa devozione. San Luigi Maria Grignon de Montfort dice: un sacerdote che predica il Santo Rosario ottiene più frutto in un mese che altri in un anno. Ottiene più frutto in un mese che altri in un anno. Perché sta predicando di lui, sta predicando di Maria Santissima, quella che ti accompagna, quella che ti può far avvicinare molto più velocemente a Gesù Cristo. O per esempio il curato de Ars, che mentre confessava e mentre aspettava nel confessionario si lo vedeva sempre pregando il rosario, è l'arma tramite la quale lui convertiva tante persone. Si racconta che San Camillo de Lelis trovò un giorno un sacerdote e gli domandò: c'hai un rosario? No, le disse il sacerdote. Che Dio ti perdone, le rispose San Camillo de Lelis. Cioè, non si concepisce un sacerdote senza rosario, è un sacerdote senza l'arma più importante. È un'arma anche importante nelle nostre famiglie. Uno degli spettacoli più edificanti sarebbe vedere la famiglia unita pregando il rosario. Quando abbiamo parlato dell'educazione dei nostri figli, non c'è dialogo nelle nostre famiglie, perché non si prega insieme. Io vi faccio una scommessa, scommetto quello che volete, tutto i soldi che volete. Provate un mese, o se volete una settimana, non dico a pregare il rosario insieme,
Cominciate a pregare 10 Ave Marie insieme in famiglia e dopo ditemi se c'è stato qualche cambiamento nella vostra famiglia. Almeno dialogate pregando. Oggi non c'è dialogo nelle famiglie. Perciò che il Papa Paolo VI insisteva sempre: cercate un momento per pregare insieme. O come diceva Pio XII, non vi è mezzo più sicuro della recita quotidiana del rosario per invocare le benedizioni di Dio sulla famiglia. Oggi purtroppo il rosario viene rimpiazzato dalla TV, da internet, ognuno vive nel suo mondo. E anche i santi furono fedeli al rosario fino all'ultimo respiro. Quando la mamma di Santa Maria Goretti, che vi ho raccontato, fu uccisa con 14 pugnalate per difendere la sua verginità, la mamma Assunta raccontava che Marietta, come la chiamava lei, fu consacrata a Maria e sempre portava nel polso il Santo Rosario, al punto tale che quando morì anche trovarono il rosario spezzato nelle sue mani, difendendosi e difendendo la sua verginità. Ricordatevi quello che noi diciamo sempre durante il Santo Rosario: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Un giorno quell'ora della nostra morte diventerà adesso. E noi che abbiamo ripetuto tante volte questa parola, sicuramente troveremo sollievo e conforto di Maria Santissima. L'abbiamo chiesto durante tutta la vita. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. È per questo che i santi non lasciavano mai il Santo Rosario, sempre lo tenevano fermamente nelle mani. Perciò non ci stanchiamo mai di pregare il Santo Rosario, nonostante adesso dicano che è una preghiera antica, ripetitiva, come dicevano tante persone. Ma perché ripetere sempre? Io le dicevo: tu alla tua fidanzata non le ripeti sempre le stesse cose, non le dici sempre ti voglio bene, e la tua fidanzata non si stanca. Maria non si stanca se noi realmente se lo diciamo con sincerità. Gli domandarono certa volta a Padre Pio: Padre, oggi dicono che il rosario ha fatto il suo tempo, cioè già è passato di moda. In tante chiese non si recita più. Prima si recitava sempre prima di iniziare la Santa Messa. Padre Pio rispose: Satana mira sempre a distruggere questa preghiera, ma non riuscirà mai. È la preghiera di Maria che trionfa su tutti. Così come Gesù ci ha insegnato il Padre nostro, Maria Santissima ci ha insegnato l'Ave Maria. E San Carlo Borromeo diceva: il rosario è la devozione più divina dopo la Santa Messa. E prima di morire gli chiesero a Padre Pio: dici le ultime parole ai tuoi figli, pregate e amate il Santo Rosario. Questo fu il suo testamento. Perciò, cari fratelli, vorrei che questa missione realmente non finisca mai, e se voi volete che non finisca mai questa missione, allora non dimenticate mai di questo motto: salva la tua anima, salvarla tramite la recita del rosario in famiglia. Questo sarà il modo di mantenere sempre viva questa missione dentro di noi. Sia lodato Gesù Cristo.